Grazie Presidente, colleghe e colleghi consiglieri. Oggi siamo chiamati ad affrontare una questione che tocca i principi più profondi della nostra convivenza civile, della nostra Costituzione. Il Friuli Venezia Giulia, terra di confine e di dialogo fra popoli, non può restare indifferente di fronte a ciò che avviene in Palestina, dove la popolazione civile vive sotto occupazione, privazioni e violenze documentate da organizzazioni internazionali, dalle Nazioni Unite e dalle principali ONG per i diritti umani. Abbiamo tutti condannato l'attacco del 7 ottobre del 2023 ad opera di un gruppo terroristico di Hamas, ma quello che ne è seguito è qualcosa di atroce, perché ha trasformato Israele da paese aggredito in feroce aggressore. A dire che nella striscia di Gaza si sta consumando un genocidio non siamo soltanto noi del Movimento 5 Stelle che possiamo essere tacciati di essere ideologici, ma è intervenuto uno stesso rapporto dell'ONU dicendo che lì si sta consumando un genocidio. I numeri parlano chiaro: 65.000 morti, di cui 20.000 bambini, 156.000 feriti, distruzione quasi totale degli edifici civili, assedio che ha impedito l'ingresso degli aiuti umanitari, dove i cittadini e le cittadine palestinesi sono stati lasciati volutamente senza acqua, cibo, medicinali ed elettricità. Tutto questo è avvenuto nel silenzio della comunità politica nazionale ed internazionale. Soltanto di recente la Premier Giorgia Meloni è intervenuta dicendo al convegno di Rimini che si è superato il limite. Sarebbe interessante capire in che cosa consiste questo limite. 50.000, 60.000 morti, ma al di là di questo non c'è stata una ferma condanna rispetto a quello che sta accadendo. Si continua a rimanere ambigua rispetto a tutta la situazione nella striscia di Gaza. Il ministro Crosetto la scorsa settimana interviene con una dichiarazione che riprendo testualmente. Il governo di Israele ha perso ragione e umanità. Combattere i terroristi non è più una scusa, a Gaza sono negati diritto e civiltà. Servono decisioni che obblighino il Premier a fermarsi. La stessa comunità europea soltanto la scorsa settimana è intervenuta con sanzioni contro Israele. Quello che sta accadendo contrasta apertamente con i principi della nostra Costituzione, con l'articolo 11 che ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, ma anche con i valori fondanti dell'Unione Europea che si basa sul rispetto della dignità umana e della pace. Alla luce di questi riferimenti appare chiaro che la nostra Regione, nel quadro delle proprie competenze e della propria autonomia, non può ignorare le responsabilità etiche e giuridiche che derivano dall'intraprendere rapporti istituzionali e commerciali con enti israeliani, mentre persiste una situazione di occupazione, di violazione dei diritti fondamentali e di un conflitto armato unilaterale che colpisce in maniera sproporzionata la popolazione civile palestinese. Il Friuli Venezia Giulia ospita anche poli industriali e imprese che direttamente o indirettamente partecipano alla produzione di componentistica e sistemi destinati ad usi militari. È noto che una parte significativa di tali materiali può finire in scenari di guerra, alimentando conflitti che violano sistematicamente il diritto internazionale umanitario. L'Italia, con la legge 185 del 1990, ha stabilito un principio chiaro e inequivocabile: l'esportazione, il transito e l'intermediazione di materiali di armamento devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia e non possono essere autorizzati verso paesi-stato di conflitto armato responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Questa legge è una delle più avanzate in Europa, fu concepita proprio per impedire che gli interessi economici prevalessero su principi etici e costituzionali. Nonostante ciò,
numerose inchieste giornalistiche, rapporti di organizzazioni non governative e documenti ufficiali hanno dimostrato che armamenti o componenti prodotti in Italia, inclusa la nostra regione, sono stati utilizzati nei recenti conflitti che hanno colpito in maniera sproporzionata la popolazione civile palestinese. La mozione che oggi presentiamo non è un gesto ideologico, non è un attacco al popolo israeliano né alla comunità ebraica, è un atto politico e morale concreto con un governo criminale e ribadisco criminale, perché al di là delle dichiarazioni simboliche contempla quelle azioni che competono il nostro livello istituzionale, ovvero delle pressioni che possono contribuire a porre fine a questa follia. Il nostro territorio conosce che cosa significhi vivere sotto conflitti, divisioni e violenze. È proprio da questa memoria che nasce la responsabilità di scegliere da che parte stare, non dalla parte della forza, ma dalla parte del diritto, non dalla parte dell'oppressione, ma dalla parte dei popoli che aspirano alla libertà, alla dignità e alla pace. Con questa mozione chiediamo che il Friuli Venezia Giulia diventi una voce coraggiosa, che sappia dire con chiarezza: noi non siamo complici di un genocidio, noi scegliamo di difendere i diritti umani universali ovunque vengano calpestati. Questa mozione deve essere la voce anche delle migliaia di cittadini che stanno scendendo nelle nostre piazze per dire no a quello che sta accadendo, per renderli orgogliosi di una classe politica che li rappresenta. Come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato in tutte le amministrazioni in cui siamo rappresentati, comunali e regionali, la mozione che oggi vi presento, con esiti sostanzialmente diversi. Nelle amministrazioni di centrosinistra, ad esempio la Sardegna, la stessa mozione è stata votata favorevolmente. In altre amministrazioni, come ad esempio quella del Veneto o della Liguria, è stata bocciata. Le chiedo, consigliere, di andare a concludere per cortesia. Questo ci dà una fotografia di quella che è la nostra politica rispetto a quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, una posizione che mi offende profondamente perché bombardamenti e morti non hanno un colore politico e non lo devono avere. Non ci stanno interpretazioni rispetto a quello che sta accadendo a Gaza, così come la parola genocidio che ha stizzito qualcuno fino a qualche settimana fa è una parola che identifica quello che sta accadendo. Consigliere, le chiedo di chiudere, perché allora, abbiamo abbondantemente oltre col do tempo. per letto il dispositivo e mi auguro che ci sia da parte di tutta l'Aula un'ampia condivisione, ma questo perché, ripeto, quello che sta accadendo nella striscia di Gaza non deve e non ha un colore politico.